Al via a Palermo la seconda conferenza mondiale sulla dieta mediterranea come volano per collegare consumi e produzioni in modo sostenibile e sano. L'iniziativa è sostenuta dal Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana tramite la misura 568 a favore della commercializzazione del POFEAMP 2014-2020, con 2 conferenze svolte presso il Teatro Santa Cecilia. Di particolare interesse quella relativa alla sostenibilità della piccola pesca e l'acquacultura nel Mediterraneo, status, attività e prospettive, che ha avuto come obiettivo quello di ricevere indicazioni su come procedere con successo verso la pesca e l'acquacultura sostenibile su piccola scala nella regione mediterranea. Qualificati gli interventi, tra cui quelli di Roland Cristo della Commissione Generale della Pesca del Mediterraneo, Elisa Roller della Direzione Generale per gli Affari Marittimi e Pesca della Commissione Europea, di Dario Caltabellotta, dirigente generale del Dipartimento Agricoltura, e quelli dell'assessore Edgardo Bandiera, assessore regionale all'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Intanto un dato che è certamente entusiasmante, una regione siciliana che è a pieno titolo dentro le politiche più attuali che partono dall'Unione Europea e che proprio in quella sede hanno subito un giusto cambio di rotta, nel senso che soltanto pochi anni fa la pesca era proprio intesa quale pesca di carattere industriale in oceani e non vedeva il proprio centro nel Mediterraneo. Quindi oggi si è avuto modo ulteriormente di verificare che intanto le politiche europee finalmente si sono rese conto in maniera molto pertinente che c'è un patrimonio immenso che non è soltanto il prodotto ittico che andiamo a prelevare secondo varie metodologie, ma c'è il pescatore, figura centrale che affonda le radici nella storia, nella tradizione, nell'identità dei popoli, a cominciare da quello siciliano, ma che poi ha necessità di essere declinato in chiave moderna attraverso appunto l'attività della pesca. In questo la Sicilia è pienamente dentro il tema, lo facciamo con il Fondo per gli Affari Marittimi e la Pesca e l'abbiamo fatto anche, come è noto, con un disegno di legge che abbiamo voluto concepire proprio perché non bastano i fondi comunitari se questi non sono agganciati a delle norme sostanziali, ad una legge che abbiamo proposto al Parlamento regionale che mancava da 18 anni e che declina appunto in chiave attuale e moderna tutto ciò che può e che deve essere la pesca, quindi non soltanto il mero prelievo del pescato, ma una pesca declinata in diverse forme, intanto che fa valore aggiunto attraverso appunto il recupero delle identità legate appunto a questo importante patrimonio storico-culturale e legato alle nostre tradizioni, e poi una pesca che si presenta in chiave turistica, turismo azzurro, pescaturismo, ittaturismo, una grande attenzione alla vendita diretta del pescato da parte del pescatore, perché il reddito più importante deve farlo chi si alza la mattina molto presto per andare a mare o la notte, chi rischia la propria vita, chi rischia le proprie risorse. Quindi una Sicilia che si muove con una velocità importante su questi temi, che ha centrato a nostro avviso gli obiettivi e che guarda con favore il fatto che anche le nostre richieste in termini di nuove politiche della pesca sono state in larga misura accolte, perché finalmente non si parla più di rottamazione ma si parla di investimenti che possono fare i pescatori per realizzare nuove imbarcazioni o per rendere compatibile e sostenibile l'attività di pesca attraverso la possibilità di acquistare attrezzature selettive compatibili con l'ambiente o addirittura di ammodernare in chiave sostenibile chiaramente le imbarcazioni. Quindi per il nostro governo, come è noto, la pesca rappresenta un settore cardine del nostro modello di sviluppo, ci troviamo appieno dentro queste politiche e abbiamo dimostrato una volta tanto la Sicilia riesce a essere al passo, riesce a primeggiare in termini di politiche positive, e un dato su tutti. Abbiamo messo in campo i bandi del nostro Fondo di Affari Marittimi della Pesca, abbiamo avuto centinaia di richieste di finanziamento da parte dei pescatori, per cui non più gente che rinuncia e che cerca fortuna altrove, in altri settori della nostra economia o in altre aree del nostro paese o della nostra Europa, ma pescatori che scommettono, che ci credono, che vogliono investire anche attraverso quel ricambio generazionale. Ne abbiamo prova appunto con la risposta ai nostri bandi che si sta promuovendo nel settore.